Questa è un'altra storia vera. C'era un locale nella periferia di Milano, precisamente a San Giuliano Milanese, che si chiamava Caffè Cinaschi. Fece una strana fine. È diventato anche una canzone grazie all'amicizia con Vinicio. Ma la storia vera, reale, è questa. L'affondamento del Caffè Cinaschi. Era un disastro. Io le avevo provate tutte per risollevare le sorti di un locale che gestivo mio malgrado. Avevo riempito di scaffali di libri i miei preferiti. Avevo noleggiato un pianoforte, un Anelli Cremona, di cui ancora oggi vado fiero visto che l'ho riscattato. Mi ero inventato cucine alternative, commemorazioni, nuovi cocktail. Facevo credito agli studenti. Avevo però sopravvalutato la realtà dell'Interland urbano. Nessuno può insegnare la vita a un ragazzo di periferia. Ma più di ogni altra cosa avevo sottovalutato un'altra realtà, ben più importante. I sogni non attecchiscono sul perlinato di una ex pizzeria. Ormai il Caffè Cinaschi mi stava prosciugando. Dopo aver dato fondo ai risparmi, dopo essermi stordito ogni notte, navigavo verso un porto di nebbie e sirene. La notte era il mio iceberg e a furia di cozzarci contro sentivo l'affondamento vicino. Ci sono momenti in cui vorresti essere da un'altra parte, o addirittura essere un altro, ma è proprio in quei momenti che sei già da un'altra parte, sei già un altro, solo che non te ne rendi conto. Quello è il momento di fare il botto, l'uscita teatrale, lasciare con stile e non con rabbia. Mi decisi. Era una sera di febbraio del 1996. L'ultima serata del Caffè Cinaschi si sarebbe chiamata l'affondamento del Cinaschi. Invitai tutti gli amici che mi erano rimasti e i nuovi che avevo trovato. Sparsi la voce e la voce si sparse. Spesi tutto quello che mi rimaneva per riempire il locale di approvvigionamenti, luci e atmosfere. Era un sabato di febbraio. Fuori c'era uno strano preludio primaverile che non c'entrava assolutamente niente con il mio stato d'animo. O forse sì. C'erano 8 anni di storia da celebrare. 8 anni di prigionia, di lotta per inventarsi il giorno dopo, 8 lunghissimi anni di domicilio coatto. Un momento bello in questi 8 anni non c'era stato dentro al caffè. Tutto era bello solo quando ne ero fuori. Mi ero addirittura inventato il viaggio per le 100 città che ogni mercoledì di chiusura io e Mr. Mal facevamo senza meta, con partenza dal caffè martedì notte e ritorno il giovedì in mattinata. Era il mio modo, anzi il nostro modo, di affrancarci da ogni tipo di prigione. Ognuno aveva la sua. Le prigioni possono essere a cielo aperto. Forse era per questo che, ogni volta che rincasavo sull'uscio di casa, percepivo sempre uno strano ma familiare odore di chiuso. La gente cominciò ad arrivare numerosa. La voce si era sparsa bene. Decisi di far pagare un ingresso. 20.000 lire. Poteva sembrare uno sproposito. In fondo si trattava di una bettola di periferia. Pensarono la stessa cosa i primi avventori, ma quando spiegai loro che in realtà con quei 20 sacchi potevano bere a oltranza qualsiasi cosa riuscivano a trovare nel locale e si poteva ordinare all'ingrosso, una luce pervase gli occhi dei primi e la notizia arrivò fino agli ultimi. Il locale conteneva al massimo 60 persone in piedi, ma continuavano ad arrivare a frotte, era un bivacco. Una ragazza si avvicinò al bancone domandandomi 6 ciupiti di rum. Scusa, le dissi, perché non ti prendi tutta la bottiglia e te la bevi con i tuoi amici? Ma posso? E certo che puoi. Una volta pagato l'ingresso, hai pagato per sempre. È piuttosto insolito, disse. Non c'è niente di insolito nelle sconfitte. All'angolo del pianoforte si alternavano amici sotto la luce blu proiettata da 2 fari acquistati per l'occasione. Obici di vetro fluttuavano dal bancone al piano e intanto io declamavo i miei primi versi pubblici. Ognuno aveva la sua da raccontare, i propri rancori da spendere, mentre la malinconia faceva posto all'euforia. La poesia di certi momenti faceva spazio agli eccessi gastrici. Il bar si stava lentamente svuotando. Vidi io stesso la creazione del cocktail dell'affondamento. A un tavolo, una coppia di amici stava miscelando Chianti e Jack Daniels. E alla mia domanda, ma ragazzi, non vi farà male? E la risposta fu, e tanto siamo venuti in bici. Sentivo già un presagio d'odore di vomito, vino rancido e patatine fritte. Intanto nei pressi del pianoforte si continuava a produrre poesia e rabbia e quando Mr. Mal disse
Le cose gratuite sono quelle che costano di più, costano lo sforzo di capire che costano di più. Capimmo che era l'inizio della fine. Si arrivò persino alla lite. Un paio di fedelissimi del Cinaschi inveirono contro tutta quella gente che in 8 anni non avevano mai visto. Fossero venuti più spesso, accusavano. Io non sarei stato costretto a chiudere, ma non avevano capito nulla. Mi stavo liberando del mio incubo e forse lo sapevano. E sapevano anche che non avrei voluto rivedere più nessuno per un bel po', che la mia sbronza avrei continuato a prendere in solitaria, senza complici. Avrei avuto una mira infallibile, la sbronza perfetta, io e i gatti, seguendoci e inseguendoci, rimanendo in piedi solo per non aver scelto ancora da quale parte cadere. La mia solitudine riempiva il loro mondo e adesso che li lasciavo soli non avrebbero più saputo dove portarlo. Su di uno scaffale regnavano ormai in solitaria 2 magnum di Ramazzotti, una bottiglia di Strega e una di Galliano. Il caffè Cinaschi era stato prosciugato, era la mia rivincita. I vicini si lamentavano del baccano, come facevano da anni, anche quando ero da solo nel locale. La notte se ne stava andando, l'iceberg si stava sciogliendo. Qualcuno rideva di rimpianto e qualcuno già piangeva di nostalgia. Io ero ebbero di gioia. Le cose si ottengono quando non si desiderano più. Oltranza era la parola d'ordine e nessuno voleva andarsene, neanche quando verso le 5 del mattino arrivò una pattuglia dei carabinieri che mi conoscevano bene e uno dei 3 scese, venne verso l'ingresso, mi chiamò fuori e disse: «Signor Costandini, se va avanti così sarei costretto a farla chiudere». «Mi dispiace», dissi io. Arrivate troppo tardi. Il caffè Cinaschi era affondato. Consegni per l'anima. Prima Flavio vi ha accennato della mia amicizia con Vinicio e stasera ho deciso per la prima volta di leggere un racconto scritto da Vinicio nel libro che abbiamo scritto insieme, ma ho deciso di leggerlo io perché praticamente sono tutte parole mie, nel senso che in questo racconto Vinicio cita tutto quello che ci siamo detti una notte ed era una serata tra amici. Molte volte ci siamo domandati, sia io che lui, ma che cosa facciamo? La gente è curiosa di sapere cosa facciamo di notte a volte no. Questa è una di quelle notti che a Mario Luzzatto Fegiz non importavano per lui. Questa è una storia strana, perché alla presentazione del libro precedente Luzzatto Fegiz fece la domanda: ma voi pensate che a qualcuno possa interessare la storia della vostra amicizia? Non è un po' troppo autocelebrativo? E Vinicio rispose molto più diplomaticamente: io non ho mezze misure, gli dissi. Se devo scrivere di qualcosa scrivo della mia vita, poi c'è chi si arricchisce parlando della vita altrui, ma è solo una scelta. Una serata tra amici.
Nella stanza era ancora notte, i posacenere pieni, le bottiglie svuotate. Erano le 9 di mattina, quando Nick uscì in strada per comprare una bottiglia di acqua minerale alla macelleria. La luce era accecante, il mondo si godeva la bella giornata. Poi tornò nella notte da cui era uscito. Le 2 stanze ben serrate alla luce erano come un teatrino cinese. Io ero sdraiato con le scarpe allacciate e tutto. Era finito ogni cosa, birra, vino, sigarette. Come funziona? L'ha spiegato tutto Jack LaMotta. Perché diceva: la femmina è buttana quando è femmina e la buttana è femmina quando è buttana. Tutto lì, dissi guardando il soffitto. E che cazzo significa? Tutto significa. Prima significa che ci sono le femmine e le buttane. E poi significa che c'è la differenza complementare. La femmina ti riempie e la buttana ti svuota. La femmina dà il piacere. La buttana fotte perché diventa buttana e femmina in quanto buttana. Con la femmina ti puoi anche sposare in quanto buttana, in quanto femmina. Con la buttana però puoi diventare femmina. Io scelgo la femmina in quanto sono buttana, ma non capisco. Beh, allora facciamo degli esempi. Anzi, telefoniamo a una femmina. Sì, ma in quanto buttana? Non lo so, chiediamolo a lei. Allora vediamo. Occhi belli? Sì, quella è femmina, mi piace. Però ha il telefono staccato. E allora Ramona? No, quella non è né buttana né femmina, quella è una mamma. Ecco cos'è. Io gliel'ho pure detto che quando cammina è un passo gravido, è gravida del mondo, è la grande mamma. E allora Butterfly? No, è ancora nel limbo, non lo sa nemmeno lei ancora se è femmina o buttana. Tu continui a trattarla bene, se la smetti forse le fai un piacere, diventa buttana da sola. Aurora? Non c'è da chiedere, già sai, è buttana, è femmina quando è buttana. Enrichetta? Nemmeno, per carità, quella non è né femmina né buttana, quella è una donna, è tutta testa, troppa testa. Puoi farti qualche bella passeggiata, un bel pomeriggio, ma delle pessime nottate. E allora a chi cazzo telefoniamo? Chiamiamo il medico. Ma chi? Il medico della salsa? E che è lui? Femmina o buttana in quanto... No, chiediamolo a lui. Ma dorme. E lo svegliamo allora. Medico! Cominciai a ruggire nella segreteria. Volevamo sapere da te, Cardone, se la buttana è femmina in quanto... Cardone, rispondi, Cardone! Ci avrà da fare. Ultimamente viene chiavato a domicilio da quando fa i regali con dedica. Che dedica? Si è sbilanciato. Ha regalato alla bionda un disco e c'è scritto sopra: tuo per sempre, il disco. Forse allora lei si è innamorata. Merda, a me fanno schifo le donne innamorate. Quando l'ho incontrato una volta gliel'ho pure detto: tu sei innamorata di lui? E lei ha detto: forse sì. Perché? Perché a me fanno schifo le donne innamorate. È come una sciarpa. A tutti viene voglia di una sciarpa quando fa freddo. Poi appena fa un poco caldo inizi a morire dalla voglia di togliertela di dosso. È la stessa cosa. Io mi alzai, feci 2 passi e mi abbandonai sulla poltrona. Per quello che mi riguarda, io non chiavo più. La penetrazione è una cosa da poveretti, da discotecari, da africani. Bing, bong, bang, la percussione. Quando ero più giovane lo facevo pure io, ma adesso basta, mi sono raffinato. E poi fa attrito. Ogni volta andare dall'urologo, mi fa male, perché? Che ha fatto? E come che ho fatto? Ho chiavato. Adesso pratico solo la Fellazzi e il cunilingus. A me piace così, sentire l'odore, il sapore. Mi piace leccare, mi piace. E con la vodka mi piace ancora di più. Vodka ghiacciata. Dopo mezz'ora che sei lì in mezzo, viene bisogno del cappotto. E poi è il modo più sicuro, niente bing, bung, bang, niente malattie. Perché è sicuro davvero, certo. E chi te l'ha detto? Te lo dico io. E che prove hai? Cazzo, sono io la prova, non mi vedi? Sono ancora vivo e sono 10 anni che lecco. Da fuori arrivavano i rumori dei ragazzi della scuola, ma dentro continuava a essere notte. Gli eroi. A me piacciono gli eroi perché sono i più umani di tutti. Solo gli esseri umani possono diventare degli eroi, non ho mai visto un eroe diventare un essere umano. Prendiamo per esempio Ulisse, l'eroe degli eroi, l'assedio di Troia, il cavallo, l'Odissea, Polifemo, i giganti, le strigoni. Ma quanto credi che è resistito a Itaca? 3 giorni è resistito. Per forza, aveva girato tutto il mondo, aveva chiavato donne, dee, Nausicaa, Atena, la maga Circe, anche il canto delle sirene aveva sentito. Poi torna e chi trova? Quella vecchia Troia di Penelope Artelai. Certo, era più vecchia, ma l'avrà trovata più esperta almeno, coi proci, tutto il resto. La voglio vedere per 5 anni senza. Erano 10, vecchio. Meglio allora.
Dicevo, lui torna e va a letto con la moglie, dopo un po' nella notte si alza, si affaccia alla camera e vede il figlio, Telemaco, 16 anni, l'età in cui scassano di più il cazzo, e pensa, bene, eccomi a casa, che bellezza. Dopo che aveva visto quello che aveva visto, la seconda notte la passò ancora lì, la terza uscì sulla spiaggia, vide una barca che se ne andava, sto dicendo se ne andava. Aveva fatto il figlio fino ad allora, accudito dalla fortuna. Adesso si trovava a fare il padre, il figlio e il re. Dico, il re. Doveva pensare pure al regno. Ha fermato la barca, tanto era il re, e poi se n'è scappato. Così è andata. Ma chi lo dice questo, Dante? No, lo dico io. Come vuoi che sia andata? Erano uomini, non erano eroi. Fino al giorno prima doveva decidere solo per sé, e adesso doveva decidere per la famiglia e per tutto il regno. Dopo Circe e Nausicaa si è ritirato e basta. Cazzo, si è ritirato pure Cantona, l'ultimo fuori classe, l'ultimo eroe. Maradona ha fatto la fine che ha fatto e adesso anche questo stronzo si ritira. Anno dopo anno i miei riferimenti me li tolgono tutti. 31 anni e si ritira. Ha detto che non vuole assistere al suo declino. Adesso che è all'apice della forma. Era il momento giusto, il suo momento, adesso che anche in Inghilterra vendono le magliette col numero 7 del Manchester, senza più il suo nome. Ci stampano sopra direttamente The King. 3 anni fa si prese 8 mesi di squalifica penale, capito? Penale. L'avevano appena espulso. Lui si allontanava verso gli spogliatoi, camminava sempre con le spalle indietro, le mani e solo il petto in avanti, pronto per la rissa. Da dietro uno gli urla, bastardo francese di merda. Lui si è girato, l'ha guardato, ci ha pensato un momento, poi è partito coi piedi, da karate, l'ha scassato, poi si è allontanato e gli ha fatto segno di stare attento col dito alzato. 8 mesi. Se chiedeva scusa glieli toglievano, ma non chiese scusa. Non era nemmeno per lui, era per la Francia. Ha fatto come Napoleone. L'onore della Francia è il mio. Agli inglesi piacciono queste cose. Hanno pensato, ha fatto bene. Anzi, adesso per rispetto sulle magliette ci scrivono Dieu, senza nemmeno più il numero 7. E tra Maradona e Platini ha la tecnica, ma è uno di quelli che se fanno il colpo di tacco che fa passaggio e gol, il gol non lo vedono nemmeno. Sta ancora guardando il tipo che si è bevuto per deriderlo. Tieni, te l'ho fatta. Guarda l'uccellino. È un figlio di puttana, questo è. È per questo che mi piace. Ma non ce ne sono più. Una volta il calcio era un'altra cosa. Solo 10 anni fa la squadra andava in Russia con 3 giorni di anticipo e Maradona arrivava 2 ore prima dell'incontro con l'aereo privato, senza allenamento, senza dormire, senza niente. Poi scendeva in campo e giocava. Non si muoveva nemmeno, ma la palla arrivava dove doveva arrivare. Careca, vuoi segnare? Toh, eccoti la palla. Prendi la palla e segna, anche tu la vuoi, tieni. Era un disgraziato, ma entrava dentro, non faceva niente, la palla arrivava dove doveva arrivare. La volevi quella cazzo di palla? Eccola, servita. Da quando non c'è più, siamo alla restaurazione. Anche al Giro d'Italia non succede più niente. Sta vincendo un russo. Io li disprezzo i russi. Corrono senza anima, non vincono mai in montagna. La montagna è un'altra cosa. Ecco, qua c'è la montagna e qua ci sono io, l'impresa. Quella i russi niente. Vincono le cronometro e basta. Sono abbastanza forti in salita, abbastanza in pianura, abbastanza completi, ma non sanno di un cazzo. C'è solo il pelato, lui, Pantani, che fa qualcosa. Oggi si è fatto il Terminillo. Hanno tutti paura, mediocri, ignoranti. La luce entrava a raggi sulla polvere della stanza, dai fiori delle tapparelle. Che cos'è questo disco? Las Vegas Story. Guarda, ha dei dadi all'interno. Sai giocare a dadi? Chi ti piace di quelle ragazze? Occhi belli? Bene, guarda un po'. 6. Adesso riprova. 6. Perfetto, vinto, è fatto. E la tua? Sigarette ce n'è ancora. Consigli per lei?
Ho sempre odiato i consigli. L'unico consiglio utile fu quello di mia nonna. Era un dopopranzo di domenica, io ero praticamente nel primo sonno e dormivo dentro un divano letto nel soggiorno di casa. Nell'aria si sentiva profumo di caffè. Mia nonna aveva attraversato il corridoio almeno 3 volte e davanti alla porta del soggiorno mi aveva apostrofato: Enzo, alzati! Che nel suo calabrese stretto voleva dire svegliati. La mia indifferenza la innervosiva e così all'ennesimo passaggio entrò, tirò su le tapparelle e imperativa ribadì: alzati! Mi guardava spiaccicato sul letto e quasi con rassegnazione si diresse verso la porta, ma prima di uscire si voltò e disse: alzati Enzo, ma soprattutto lavati. Da allora, ogni volta che qualcuno mi dice posso darti un consiglio, mi annuso e indietreggio, pensando alla faccia finalmente soddisfatta di mia nonna. Forse per questo, per una strana legge del contrappasso, che ho cominciato anche io a sciorinare consigli, ad abusare di aforismi e citazioni. In gioventù ho anche provato a usare gli aforismi e le citazioni come arma di seduzione. Mi ricordo che una volta cercai di sedurre una tipica bellezza mediterranea con una frase del vecchio, vedi Bukowski, che recitava più o meno così: sai, piccola, sono amaro a volte, ma il sapore è stato spesso dolce. Lei mi aveva guardato con occhi da cerbiato, sembrava stesse per sciogliersi, ma poi disse: che peccato che sei così brutto. Ma come? Cazzo, io ti sfodero una maledizione e tu me la butti sull'estetica. Avrei voluto ribattere con una frase a effetto, ma non mi uscì niente. Forse la frase più adatta, quella più nello stile di Mr. Buke, sarebbe stata: che peccato, eri così bella. Ma non mi venne di rispondere alla cattiveria femminile con la commiserazione. Solo le donne riescono a essere così dirette e cattive. Io tutt'al più avrei detto: sei simpatica. Ma forse è una prerogativa delle donne italiane. Nella ragazza più bella della città, un racconto, Cassie va da Mr. Buke al balcone e lui domanda: perché hai scelto me? E lei risponde: perché sei più brutto del locale. Entrambe ci dicono che siamo brutti, ma almeno una delle due rende bella la nottata. Le mie nottate, quelle belle, sono state spese da americane, francesi, ma in Italia ho sempre giocato fuori casa, vale a dire davanti a una porta che mi si chiudeva in faccia. Forse è colpa di mia madre. Quando ero piccolo mi diceva che ero un bel bambino. Ero talmente bello che una volta offrirono pure del denaro per comprarmi. Insomma, facevo girare la testa a tutte le mamme del quartiere. Questo mi ha portato a credere, crescendo, che dopo aver fatto girare la testa a tutte le mamme, avrei fatto girare anche alle figlie. Vivo ancora con questa convinzione. E infatti per farla girare la testa io la faccio girare, ma dall'altra parte. Comunque, tralasciando le mie disavventure sentimentali, la faccenda dei consigli stava ormai diventando quasi una professione. Mi ero talmente abituato all'elargizione che ormai avevo assunto una posizione oracolare. Dalle 2 del mattino sino all'alba ricevevo al bancone del bar del momento e dispensavo consigli e veleni. Ero diventato il presidente del consiglio. Una volta, dopo una lettura di poesie, una ragazza si avvicinò al bancone e mi disse: sai, sono molto belle le cose che scrivi, sembra che tu conosca la vita di tutti e ti viene così facile raccontarla, sai, anche io, fermati. Era molto carina. Prima di andare avanti nella conversazione le dissi: dimmi una cosa, esiste la minima possibilità che dopo questa conversazione io e te si dorma insieme questa notte? No, scusa, rispose stupita. E allora levati dai coglioni, non ho bisogno di amici. Forse lo sbronzo. Ma mi resi conto che la cattiveria aveva generato cattiveria. Un'altra volta fui assunto da una discoteca di periferia per fare l'oracolo divinatore. Tutto vero. L'orario era lo stesso del bancone del bar, solo che la parcella era in forma liquida. Ricevevo in un angolo della discoteca con una specie di turbante in testa e una tunica di raso blu, e ogni divinazione o consiglio comportava l'obolo di un Cuba Libre. Diedi buoni consigli, azzeccai qualche lettura di mano fino al 5° Cuba Libre. Dopo il 5° fu solo veleno e smisi di contare i clienti. Ovviamente lavorai solo una sera. Non potevo abusare della mia pazienza e di quella del bar. L'apice lo raggiunsi quando inserì su un disco di Mr. Mal una sezione consigli nella quale davo il mio numero di telefono. La tariffa era di 1000 lire. All'inizio fu un bombardamento telefonico,
ma la maggior parte delle chiamate non era per i consigli. Più che altro le persone volevano parlare in preda alle loro sbronze dilettantesche. Volevano conoscere Mr. Mal, volevano conoscere me, volevano. E nessuno quasi si chiedeva cosa volessimo noi, io o Mr. Mal. Perché avevamo fatto quel gioco? Perché messo un numero di telefono vero? Era ancora colpa di Mr. Buke. Il numero serviva a fare capire che le strade, la solitudine, la gente senza amore sono anche cose nostre. Era per questo che c'era il numero. La telefonata più interessante la ricevetti da una ragazza di Napoli. Non ero in casa e quando rientrai ascoltai i messaggi in segreteria. Ciao, sono una ragazza di Napoli e non chiamo per avere un consiglio ma per dartene uno. Chiamami. Chiamai subito, grazie. Ci demmo appuntamento al concerto seguente di Mr. Mal. Quando mi presentò il suo fidanzato, gli restituì le mie lire, vaffanculo. Continuo ancora con moderazione a dispensare consigli e ho cominciato persino ad ascoltarli. L'altra sera ero a cena con Mr. Mal e Mr. Doom mentre ci raccontavamo le nostre storie come in riunione di consiglio. A un certo punto Mr. Mal mi chiede: Carlo, ma perché sei così amaro a volte? Sapete amici, io vorrei avere gli occhi azzurri per vedere più azzurro il mondo, ma purtroppo li ho marroni. Ci guardammo e sorridemmo. Poi Mr. Mal e Mr. Doom versarono del vino in ogni calice e dissero: hai sempre ragione, Carl. Ho fatto volare tutto. Questo è un po' il senso del mestiere che ci siamo ritrovati a fare, ammesso che si possa chiamare mestiere. Il poeta. La memoria è assenza di fantasia. Tutto quello che si ricorda, tutto quello che si vive ogni giorno, uccide l'immaginazione. I ricordi sono meravigliosamente tuoi, nessuno li può inventare. Li puoi rivivere ogni volta come fosse la prima e allora viene stimolata la fantasia. Solo allora li puoi rendere nuovi e quando li esponi, ti esponi e comprendi la tua pena, che per vocazione poetica non puoi avere che un pubblico e invece cercavi dei complici. Consigli per l'anima. Ho guardato dalla finestra e ho visto 10 bambini che giocavano agli indiani. Ho visto il 1964. Ho guardato con attenzione e ho visto i colori della Giamaica, i riccioli neri della più stupida della classe, la mia malinconia dentro il Johnny Walker, la bicicletta dentro un fosso, la mia prima volta in Francia, la morte di Gilles Villeneuve, la corsa di Vernier, i sogni che diventavano sbronze e le sbronze che cancellavano i ricordi. Ho guardato dalla finestra e ho visto i 10 comandamenti. Non ne ho saltato uno, li ho saltati tutti. Ho sentito l'odore del lacero canadese e ho picchiato un cinese perché aveva insultato un egiziano. Ho visto i capelli biondi della più bella della classe, Vancouver come San Francisco. Ho visto quello che mi hanno fatto vedere, ho visto quello che volevo, ho visto scivolare la luna dentro una pozzanghera. Ho visto che non potrai mai fare
domani quello che potevi fare ieri. L'odore dei giorni è sempre diverso. Il profumo delle notti non cambia mai. Scherza con te e ti regala sorrisi che incrociano delizie inconsapevoli. E quando il muro di azzurro ti crolla addosso, bagnato, fradicio, accendi una sigaretta, respiri a pieni polmoni, guardi in fondo alla strada, ascolti le tue scarpe che danzano, domandi sollievo alla luna, chiudi il cappotto, stringi le spalle e il profumo della notte non cambia mai, mai. Quando poi avrò smesso di camminare e poi avrò il tempo di coltivare la rabbia e la gioia, quando poi sentirò odori e sapori confusi nella sabbia, guarderò le mie scarpe e le mie ferite, urlerò ai lampioni, mi innamorerò dei taxi e dei tassisti, quando poi giocherò a scacchi con le molliche di pane e giocherò con il resto del mondo a chemin de fer, i pugni si chiuderanno e si apriranno come per segnalare che sono ancora vivo. Quando poi i cavalli saranno bianchi e verdi, l'alba e il tramonto finalmente si stringeranno la mano, le discese non saranno più risalite, quando poi la gente senza amore sarà sepolta dai debiti, quando io sarò nella mia stanza, sognando mio padre, mio figlio e tutto quello che non c'è più, lei entrerà come un sogno, vestita di blu, e con una carezza di miele dirà: ciao, io sono qui. Oggi mi sono ritrovato a pensare ai sogni di quando ero bambino. Le finestre dei palazzi intorno mi guardavano curiose, non c'erano nuvole, ma il tempo era cambiato. Sentivo la voce di una radio e gli occhi addosso come scimmia, ma bello, come l'odore dell'erba falciata. Tornerò a pensare ancora di me e dei miei primi anni, sino a poterli un giorno, finalmente, vivere.